È lunedì 28 luglio, bentornati al Focus sportivo del lunedì. Con me in studio c'è Alessandro Vagliesindi. Buon pomeriggio. E allora, grazie per essere con noi. Il tema di oggi certamente è quello del calendario della nuova stagione per quanto riguarda il campionato di Lega Pro. In particolare ci concentreremo sul girone C. Alessandro, resi noti i calendari intorno a mezzogiorno, giù di lì, calendario completo. Una tua prima impressione, poi vediamo anche le grafiche, possiamo vedere anche la prima giornata. È un calendario che dice che il girone d'andata sarà insomma, il fattore che il Catania dovrà in qualche modo sfruttare. È un calendario che prevede 10 confronti su 19 il girone d'andata al Massimino, che prevede tutti i possibili confronti diretti, quindi con le squadre in questo momento più quotate, Salernitana, Benevento, Crotone, in casa. Quindi servirà partire bene, quindi sull'onda lunga della finale della scorsa stagione e cercare subito di insediarsi nelle posizioni che contano. Perché poi il girone di ritorno, di contro, ovviamente, bisogna leggerlo all'inverso. Tutte quelle partite di cui parlavamo prima, Benevento, Salernitana, Crotone, saranno in trasferta. Possiamo vedere allora le grafiche? Sì. Cerchiamo di capire. La grafica della prima giornata, eccola qui. 24 agosto, Catania-Foggia. Per quanto riguarda le altre siciliane, il Trapani va a Casarano, il Siracusa a Salerno. E si giocherà a porte chiuse per i fatti accaduti nel corso della partita play-out Salernitana-Sandoria. Seconda giornata, il Catania... Adesso vediamo anche la seconda giornata. Il Catania viaggia a Cava dei Tirreni, anche questa è una sfida insomma, calda, viste insomma, la rivalità tra le due piazze. Presumibilmente sarà una partita vietata alla tifoseria, sì, per insomma, ragioni di ordine pubblico. Il Siracusa riceverà il Monopoli e il Trapani giocherà al provinciale contro il Latina. E sarà l'esordio casalingo per Siracusa e Trapani proprio in casa. Vediamo adesso insieme diciamo quelli che sono i big match che vedranno il Catania impegnato, ne facevi prima cenna tu, in alcuni momenti diciamo anche significativi della stagione. Sì, abbiamo quarta giornata Cosenza-Catania, 14 settembre, poi le partite a cui facevo cenno prima, decima giornata 19 ottobre Catania-Salernitana, consecutivamente la settimana successiva Catania-Benevento e poi il 7 dicembre Catania-Crotone. Catania che chiuderà la stagione sul campo dell'Atalanta Under 23. Questo per quanto riguarda. Poi i derby, diamo un'occhiata anche ai derby diciamo di questa stagione. Sì, è uscito il Messina, c'è il Siracusa. La peculiarità è rappresentata dal fatto che il derby Trapani-Catania si giocherà di mercoledì, salvo poi modifiche, insomma... È previsto un turno infrasettimanale, quindi al provinciale di mercoledì il 24 settembre, il 5 ottobre ci sarà la gara Catania-Siracusa e poi il 21 dicembre Siracusa-Trapani. Vediamo un'ultima slide, un'ultima grafica, quelli che sono diciamo, le date fondamentali da ricordare per questa stagione. L'inizio 24 agosto, la sosta invernale 28 dicembre, 3 turni infrasettimanali 24 settembre, 11 febbraio e 4 marzo, ultima giornata 38esima 26 aprile. Allora, abbiamo sentito le tue impressioni, abbiamo visto diciamo, le grafiche, sentiamo, vediamo se possiamo, il direttore sportivo del Catania Pastore proprio sul calendario del Catania. Oggi è uscito il calendario del Catania. Come ogni anno ci troviamo a commentare quelli che sono gli inizi di un campionato, le partite che magari possono sembrare più difficili. Io credo che semplicemente vanno affrontate tutte una alla volta, sapendo che noi siamo il Catania, rappresentiamo una città, rappresentiamo una storia e dobbiamo cercare di indirizzare il campionato dall'inizio nel miglior modo possibile. Queste sono le parole di Pastore. Ricordiamo che c'è un prologo il 17 agosto, la partita di Coppa Italia a Lezio-Scida contro il Crotone, Coppa Italia Serie C, quindi diciamo, il primo vero test probante sarà questa gara di Coppa Italia per poi una settimana dopo tuffarsi nel campionato. Possiamo dire in termini generali comunque
come calendario, come avvio di calendario poteva andare peggio sicuramente. Adesso però parliamo di mercato, perché Certo. il mercato è ancora aperto, le squadre sono in costruzione, il Catania è in costruzione. Quali sono le ultime novità che possiamo, diciamo, raccontare ai nostri telespettatori? Allora, il Catania ufficializzerà a breve 2 nuovi acquisti. Si tratta di Manuel Martic Che possiamo vedere sì, adesso in una clip, eccolo qui. che proviene da una stagione in Serie C con la maglia del Legnago e poi con la maglia del Lecco, un giocatore austriaco. Ha giocato in carriera sia da difensore che da centrocampista. Il Catania lo prende per completare la batteria dei difensori, fermo restando che all'occorrenza può giocare anche a centrocampo, però è stato acquistato per chiudere la batteria dei difensori. In linea teorica sarebbe il vice di Di Gennaro, ma chiaramente poi il campo dirà chi è titolare e chi non è titolare. Questo significa che Tommaso Silvestri, dopo questo periodo di valutazione al corso del ritiro, non farà parte dell'organico che il Catania allestirà per il campionato, quindi diciamo, l'esperienza di Silvestri con il Catania si è di fatto conclusa. I 6 difensori saranno Gherardi, Pieraccini, Di Gennaro, Martic, Celli e Allegretto. Per quanto riguarda Martic, sta sostenendo le visite mediche in questo momento, firmerà un contratto di 1 anno più opzione. L'altro acquisto è quello relativo al centrocampista. Sì, lui è un centrocampista di tutto punto, si chiama Andrea Corbari, è un classe 94, ultime stagioni con la maglia della Virtus Entella, ha contribuito con 37 presenze, 4 gol e diversi assist alla promozione dell'Entella dalla C alla B. Nelle stagioni precedenti, sia con la maglia dell'Entella che con la maglia del Piacenza, ha sempre messo a referto una media di 5 gol a stagione, quindi un centrocampista di inserimento, un centrocampista che vede la porta, dotato anche di una buona conclusione, quindi viene a irrobustire quello che era il reparto che aveva più criticità alla luce, insomma, delle scelte su De Rose, su Sturaro. In quella zona del campo serviva appunto un profilo importante, un profilo di esperienza, e Corbari lo è. Corbari arriverà stasera in ritiro a Norcia, arriva con un contratto biennale a titolo definitivo. Il Catania appunto lo ha preso dalla Virtus Entella. Ci sono ancora altri rinforzi in arrivo? Sì, il Catania certamente farà altro a centrocampo, c'è sempre la famosa questione legata a Ballocchia, che diciamo è l'obiettivo dichiarato da diverse settimane. Per un motivo o per un altro la Ternana ha fatto finora resistenza per liberare Ballocchia. Il Catania ha però dato un ultimatum alla Ternana e al giocatore: entro questa metà settimana, quindi entro mercoledì, il Catania attende una risposta definitiva. Diversamente cambierà obiettivo. Ci sono già altri giocatori in valutazione, giocatori mancini, centrocampisti mancini alternativi a Ballocchia, quindi se entro mercoledì la questione Ballocchia non verrà definita, il Catania virerà su altri profili, fermo restando che il Catania farà degli interventi in attacco ulteriormente. Ci sono delle cose già imbastite, tra cui una abbastanza affascinante. Per il momento ci limitiamo, insomma, a queste indicazioni, perché è un obiettivo di un certo rilievo, quindi il Catania si sta muovendo a affari spenti, così come aveva fatto con Corbari, che tratta da almeno 2 settimane. Possiamo dire un paio di obiettivi per l'attacco? Un paio di obiettivi per l'attacco, sì. Bene. In uscita che cosa ci puoi dire? In uscita il tema del giorno è quello legato a Tejo. È quasi tutto definito per la risoluzione di contratto tra il Catania e il centrocampista colombiano, che dovrebbe proprio ripartire dalla Colombia, dal Nacional di Medellín, quindi tornerebbe in patria dopo 2 stagioni assai deludenti, prima col Catania e poi con la Salernitana, ma per il Catania sarebbe insomma un alleggerimento importante del monte ingaggi, perché insomma Tejo viaggiava su cifre molto molto importanti. Altre cose calde, Peralta in questo momento c'è un dialogo più che avviato con il Crotone.
sembra che sia una cosa addirittura d'arrivo, mentre per Bosic c'è in questo momento un doppio interesse da parte del Foggia e del Siracusa. Ricordiamoci che Bosic arrivò a Catania sotto la regia di Antonello Laneri, che oggi è il direttore sportivo del Siracusa, quindi come ha già fatto con Farroni, che arrivò a Catania appunto, insomma, grazie sì, adesso potrebbe arrivare Bosic, quindi è conteso tra Foggia e Siracusa. Insomma, questi sono, diciamo, le trattative in uscita in questo momento più calde. Allora, questo è il quadro sul Catania, fra poco ci colleghiamo con Palermo per avere notizie, vediamo se già il nostro Marco Goulart è con noi, ancora non è collegato. Allora, nel frattempo noi ci fermiamo, Alessandro, torneremo a parlare di Catania chiaramente nei prossimi giorni, nei prossimi telegiornali. Noi dobbiamo dire che con oggi ci fermiamo per il Focus Sport del lunedì, poi torneremo a fine mese il 25 con Anteprima Corner, perché con la partenza del campionato ricomincerà la nostra programmazione sportiva, ci sarà alla sera del lunedì Corner, a lunedì nel primo pomeriggio, come detto, Anteprima Corner. Grazie allora ad Alessandro per essere stato con noi oggi, breve sosta, fra poco collegamento con Palermo. Allora, ritorniamo in studio, adesso è il momento di collegarci con Palermo, come anticipato c'è Marco Goulart. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a tutti. Allora Marco, il Palermo ormai è quasi sul finire, diciamo, di questa prima parte di ritiro. Ieri ha giocato un'altra amichevole, è arrivato un'altra vittoria, la prima squadra diciamo professionistica da affrontare, finita 1-0, una vittoria diciamo di misura, ma segnali importanti per Inzaghi. Sì, Angelo, 1-0 contro il Bra, una formazione che il prossimo anno giocherà la Serie C, quindi rispetto sicuramente alle prime formazioni che il Palermo ha affrontato, quindi penso alla rappresentativa della Valle d'Aosta, il Paradiso, ma anche insomma, il Sondrio, squadra che militerà il campionato di Serie D. Ieri certamente i ritmi sono stati sicuramente più elevati e poi soprattutto inizia anche ad affiorare la stanchezza, visto che comunque Palermo è al 16° giorno di ritiro, quindi sicuramente le gambe iniziano ad essere pesanti, è un po' anche un tema che ha rimarcato il tecnico appunto rosanero Pippo Inzaghi nel corso della conferenza stampa. Stiamo vedendo anche le immagini, il gol segnato da Di Francesco nel primo tempo, poi a dire il vero Palermo ha avuto altre occasioni per arrotondare il bottino, ma è mancata un po' di concretezza sotto porta. In questo ritiro sicuramente il bilancio è più che positivo, visto che ormai Palermo si avvia verso la fine appunto della preparazione in Valle d'Aosta. Dopodomani ci sarà un amichevole contro i francesi dell'Annecy e possiamo dire che è un ritiro assolutamente positivo, non soltanto perché sono arrivati molti nuovi, quindi ci ricolleghiamo anche al mercato, ma anche perché comunque non solo in amichevole ma anche nel corso della preparazione Inzaghi è apparso più volte soddisfatto dai movimenti e soprattutto dalla crescita del gruppo. E poi è ovvio che dovrà parlare il campo, dovranno parlare gli impegni ufficiali a decretare davvero la forza e soprattutto l'identità di questa squadra. Addetti ai lavori stanno etichettando il Palermo come la possibile vincitrice del prossimo torneo di B, ma tra le chiacchiere e poi ovviamente i fatti, ovvero il campo, se ne passa. Quindi sì, Palermo è una squadra, in questo momento è una corazzata, perché non capita tutti i giorni che un giocatore, ad esempio come Bani, che è il capitano del Genoa in Serie A, scende in B e accetta il progetto del City Group, o poi Giampaolo penso a gennaio, che è un giocatore che ha fatto la Serie A con il Cagliari, lo stesso Giasi, Palumbo che in B ha fatto 9 gol e 10 assist, quindi parliamo di una spina dorsale abbastanza forte. Però Inzaghi, vi ricollego ancora una volta alle parole dell'allenatore, ha detto più volte in conferenza stampa: guardate che non ci regalerà niente nessuno, bisogna raccogliere più degli altri. Allora sentiamo Inzaghi, le sue parole nel dopogara della partita di ieri.
La squadra ci ha dato dentro, non abbiamo preso gol, che comunque è sempre molto importante anche se sono amichevoli estive per allenare la mentalità. Insomma, potevamo fare qualche gol in più per l'occasione che abbiamo avuto, ma abbiamo dato minutaggio a tutti, abbiamo cambiato la squadra dell'altro giorno in toto, questo mi fa molto piacere. Adesso insomma, i carichi piano piano diminuiranno e la brillantezza migliorerà, però mi piace molto lo spirito, la voglia che hanno questi ragazzi. Bani era il capitano del Genoa, è stato un giocatore che fin dal primo giorno che sono arrivato insieme al direttore, la società abbiamo pensato ci potesse dare qualcosa in più e la società ha fatto l'ennesimo sforzo perché portare a casa un giocatore così importante è una grande soddisfazione per noi e in più insomma, sapere come Augello, Gyasi, giocatori che lasciano la Serie A per venire a Palermo deve rafforzarci ulteriormente il pensiero che siamo in un posto speciale e questo insomma, ci deve rendere orgogliosi e ci deve far capire che dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Ecco. Parole diciamo importanti quelle di Inzaghi, siamo in un posto speciale e quindi è una responsabilizzazione anche che Inzaghi in qualche modo fa sua ma estende anche ai suoi giocatori. La squadra è forte, Angelo, però è ovvio che la pressione è tanta perché sappiamo benissimo che vincere quando un po' tutti addetti ai lavori, ma anche chi dovrà essere il tuo competitor ti reputa una delle migliori squadre del campionato, ovviamente la pressione aumenta e quindi questo sarà sicuramente un altro ostacolo per questo Palermo che dovrà un po' isolarsi e soprattutto capire che quest'anno davvero è l'anno in cui deve necessariamente centrare la promozione, soprattutto non ha più alibi. Questa volta il City Group non si è avventurato con delle scommesse come l'anno scorso, con Dionisi, ma anche con dei profili, giocatori che potevano certamente rappresentare magari una chiave di svolta, ma poi non lo sono stati. Questa volta invece sono stati presi dei giocatori già certificati, con un certo curriculum, con una certa esperienza, che hanno giocato in Serie A, quindi giocatori che hanno quindi una determinata propensione anche a vincere e quindi sicuramente Palermo quest'anno non può sbagliare. Vi do anche la roadmap fino ai primi impegni ufficiali della squadra appunto di Inzaghi. Ci sarà questa amichevole contro l'Annecy il giorno 30, poi ritiro concluso, ritorneranno in Sicilia, la banda di Inzaghi ritornerà in Sicilia e Palermo, poi ci sarà giorno 6 un amichevole contro l'Athletic formazione di Serie D palermitana, poi giorno 9 il grande appuntamento Palermo-Manchester City al Barbera e poi giorno 16 il debutto stagionale che sarà a Cremona in Coppa Italia prima del campionato. Grazie Marco, ci dici se sul fronte delle operazioni di mercato ci sono altre cose? Mi riferisco anche a operazioni in uscita. Guarda, il Palermo ha ancora un tesoretto da spendere, non so se magari da qui fino alla fine del mercato ci sarà un altro grande colpo, non penso, faranno sicuramente delle operazioni minori, quindi dei giocatori under che completeranno un po' il puzzle del mercato. In uscita ci deve essere ancora qualcosa perché ci sono dei profili che non rientrano nei piani del club, penso a Verri che nemmeno è partito per il ritiro, Insigne e Di Mariano già sono stati piazzati e poi c'è il loro portiere, non è ancora certo al 100% che sarà Bonis il titolare. Palermo comunque si sta guardando intorno, Bonis piace a Inzaghi, però Osti corteggia anche Klinsmann del Cesena. Grazie, grazie a Marco Gullà, ci racconterai allora del Palermo nel corso dei nostri telegiornali. Adesso andiamo invece a Trapani e a Messina. Andiamo a Trapani perché Franco Camarasana ci racconta adesso del ritiro della formazione Granata e se ci sono delle novità dell'ultimo momento in casa Granata. Buon pomeriggio da Trapani. Il 12° giorno di ritiro del Trapani a Troina. Trapani che ieri, in mancanza di avversari con cui disputare una amichevole, ieri ha disputato una partita in famiglia 11 contro 11. Non sappiamo il risultato perché tutti questi allenamenti che il Trapani sta svolgendo a Troina li sta facendo a porte chiuse.
stamattina alcuni si sono allenati in Granata, che poi torneranno tutti oggi pomeriggio per una seduta prettamente tecnica, perché la squadra rinnovata, molto rinnovata, ricordo 15 nuovi Granata, deve chiaramente prendere confidenza con il modulo che vuole adottare Aroni, che è ovvero il 4-3-1-2 e il 4-3-2-1. C'era molto attesa in verità a Trapani per conoscere il calendario dei Granata, almeno per quanto riguarda la prima parte, visto che il Trapani deve recuperare 14 punti di penalizzazioni. Orbene, nelle prime 5 giornate il Trapani non ha sulla carta grossissimi impegni, anche se l'esordio... Chiedo scusa, scusami Franco, con l'ausilio della grafica, intanto le prime 2 giornate, così magari ricordiamo gli impegni del Trapani nelle prime 2 giornate. E poi vedremo anche i derby. Queste sono le prime 2 giornate, vedete l'esordio contro il Casarano. Casarano alla prima. Che è una neopromossa. Esatto, la Casarano intendiamoci che è una neopromossa, però dove si respira un grande clima di entusiasmo, perché il Casarano è tornato in Serie C dopo 27 anni, tra l'altro è guidato da un ottimo tecnico come Di Bari, che di recente ha avuto assegnata alla panchina d'oro per quanto riguarda gli allenatori della Serie D, quindi non sarà affatto una partita molto facile. Poi la quinta e la sesta, come vediamo tu sai la seconda, benissimo. scusami, Poi, la seconda giornata c'è l'esordio in casa, al Provinciale. Esatto, con Latina, esatto. Gli abbonamenti stanno andando abbastanza bene, si sta procedendo non come lo scorso anno, dove c'era l'entusiasmo della promozione del ritorno in Serie C, però abbastanza bene. La squadra sembra ormai quasi al completo, anche se con il ritorno in Granata di Perrello, il difensore Perrello, anche se è probabile che prima dell'inizio della stagione agonistica ci sarà qualche altra novità per quanto riguarda soprattutto le uscite. Per quanto riguarda il capitolo entrata, potrebbe verificarsi l'ingaggio di un altro attaccante e di un altro difensore. Per quanto riguarda il centrocampo dovrebbe rimanere quello attuale. Allora Franco, come sempre grazie per il tuo contributo da Trapani, cercheremo ovviamente di seguire nel corso della settimana quanto accade in Casa Granata. Se ci dovessero essere delle novità, tu sai che siamo pronti a recepire le tue informazioni e poi chiaramente nel corso dei nostri telegiornali avremo la possibilità di informare chiaramente sui movimenti in casa Trapani. Grazie anche a te per questo tuo contributo. Da Trapani adesso andiamo a Messina, perché con Sergio Colosi cerchiamo di capire che cosa diciamo attende l'ACR e non solo l'ACR in questa settimana che si apre lì in riva allo Stretto. Sappiamo che la squadra è stata iscritta al campionato di Serie D, sappiamo che c'è una pesante penalizzazione, ma sappiamo anche che ci sono anche altre realtà sulla città di Messina. Ciao Angelo, buon pomeriggio. È la settimana decisiva per la CR Messina e per le altre pretendenti, Messina 1947, che vorrebbero un po' ereditare il ruolo di prima squadra cittadina indipendentemente dalla categoria. La CR Messina, il presidente Sciotto, si sta occupando del piano di rateizzazione del debito che dovrà presentare entro il 10 agosto. Il 10 settembre ci sarà in tribunale appunto questa richiesta e la risposta dei giudici, ma quello che interessa di più ovviamente ai tifosi è la gestione sportiva del club della CR Messina. Ci sono 2 trattative in corso, una con Peditto, che però non scalda assolutamente il cuore dei tifosi, che ha fatto un'offerta definitiva alla quale il presidente Sciotto non ha ancora risposto, e l'altra invece di un gruppo non locale che sarebbe invece nei desideri, nel cuore della tifoseria gialla
giallorossa. A questo bisogna aggiungere il Messina 1947 che ha chiesto il ripescaggio in Serie D e l'ex Sant'Agata, perché 4 posti sono liberi. È stata formulata comunque la graduatoria dei ripescaggi, la CR inizialmente era al 6° posto, poi però sono aumentati i parametri, bisognerà vedere se rientrerà o meno nelle prime 4 e potrà eventualmente fare la Serie D senza quella penalizzazione di 14 punti in cui invece sarebbe costretta a convivere per tutta la stagione la CR Messina. Di questo ovviamente se ne avrà contezza giovedì, quando saranno resi i ripescaggi, saranno resi noti i ripescaggi appunto della 4ª serie. Sergio, prima di salutarci, una tua impressione su quello che è l'umore della piazza? Basso, molto basso, siamo proprio ai limiti. È uscita una statistica che tutte le formazioni di Serie D, l'unica a non avere allenatore è la CR Messina, che tra l'altro non ha una squadra, non ha calciatori, non ha nulla, perché l'umore è molto basso. Però questa settimana ci sono questi 2 appuntamenti decisivi, ripescaggi per la Serie D e soprattutto questa probabile, quasi certo passaggio societario, per vedere se ci sarà una gestione societaria, una gestione sportiva che quantomeno può salvare il Messina, e sarebbe un'impresa visti i 14 punti di penalizzazione, e magari garantire l'anno prossimo un futuro diverso. Però il morale dei tifosi rimane molto basso. Grazie, molto bene, grazie a Sergio Colosi da Messina. Grazie, ci fermiamo qui. pomeriggio. Grazie ancora. Dicevo che con il Focus Sport del lunedì ci fermiamo qui. L'appuntamento del lunedì tornerà il 25 di agosto alle 14:30 con anteprima Corner. Proprio la sera del 25 saremo insieme a voi anche con Corner, considerato che nella domenica precedente, comunque nel fine settimana precedente, si sarà già giocata la prima partita della nuova stagione del campionato di Serie C. Grazie ancora per essere stati con noi. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.